Barcellona-Juventus 0-0 in questa semifinale di ritorno di Champions League. Juventus che arriva alla sua finale di Champions League meritatamente, grazie anche al risultato dell'andata di 3-0. Dicevo, una finale meritata per la Juventus. Parlando invece della partita di questa sera, un primo tempo che dobbiamo dire giocato da parte di entrambe le squadre e terminato sempre 0-0, un risultato giustissimo il primo tempo, se la sono giocate entrambe, ha creato il Barcellona qualche azione. Messi ha sbagliato praticamente un gol già fatto, si può dire, sia nel primo tempo, ma ancora di più nel secondo tempo, dove grazie a un'uscita di Gigi Buffon si è creato poi un cross dove totalmente Messi si è trovato di fronte la porta quasi vuota, c'erano un paio di difensori della Juventus calciando alto. Il secondo tempo indubbiamente ha creato molto più il Barcellona, come era anche prevedibile ovviamente, ormai sullo 0-0 del primo tempo il Barcellona doveva tentare il tutto per tutto ovviamente per fare in modo di riaprire la partita, cosa che non è stata. La Juventus ha tenuto sostanzialmente bene la difesa, anche perché poi nel secondo tempo il possesso di palla è stato nettamente superiore a quello del Barcellona e ci sono state molte azioni del Barcellona con tiri praticamente andati fuori, quindi ci sono stati più tiri fuori che tiri in porta. Detto questo, Juventus nettamente meritato, considerando i 180 minuti nel complessivo. Che dire, faccio gli auguri alla Juventus per la finale e con la speranza, appunto, seppur io da napoletano, con la speranza che la Juventus, essendo una squadra italiana, possa portare onore e merito all'Italia. Una nota aggiuntiva nel finale, cosa che sarebbe anche positivo se anche in Italia si iniziasse a fare così, che nonostante la sconfitta del Barcellona, l'intero stadio, che era praticamente composto quasi esclusivamente da tifosi del Barcellona, ribadisco quasi 100.000 tifosi del Barcellona, mentre al seguito della Juventus sono arrivati 5.000 persone dall'Italia. Nonostante il Barcellona fosse stato eliminato, cori e bandiere dei tifosi del Barcellona hanno accompagnato i minuti finali, quando ormai il risultato era ribadito, e questo è un qualcosa di positivo, perché comunque rende merito a una grandissima squadra come il Barcellona, che ha fatto una grandissima rimonta nella partita di ritorno contro il Paris Saint-Germain, ma che contro la Juventus ha trovato un ostacolo difficile da superare. Detto ciò, mando a tutti un saluto da Dario D'Agostino.